Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. A Rigamonti Ceppi di fronte a 4.000 persone si affrontano l'Ancona ospite, la squadra di Donadel e il Lecco di Luciano Foschi qui davanti allo splendido colpo d'occhio della curva nord. Un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Romagna. E poi è partita vera alla Rigamonti Ceppi, si parte dal 2-2 dell'andata al Del Conero. In un Rigamonti Ceppi, come detto, che fa segnare il record degli ultimi anni, delle ultime stagioni a livello di pubblico. Subito Lecco che ha un'occasione con Giudici, passati pochi secondi. La conclusione del capitano che però non inquadra la porta di Perucchini, ex di giornata all'andata, grande protagonista. Pinzauti si gira bene in area, prova il mancino. Troppo debole però, tra le braccia di Perucchini. Colpo d'occhio splendido anche con la curva sud, con tanti tifosi d'Ancona. Girelli batte subito il calcio di punizione, attenzione perché ha un po' di spazio Zuccon, allora libera il mancino. Non va così distante dalla porta anconetana, un buon Lecco all'inizio. Proprio Zuccon che vince il contrasto, resiste, entra in area, dentro il pallone, attenzione perché arriva Girelli di gran carriera, ma calcia addosso al portiere dell'Ancona. Altra grande occasione questa per il Lecco, la migliore. Ecco che qui con Galli non riesce a uscire. Allora attenzione alla conclusione di Paolucci, facile Melgrati. Zuccon apre a sinistra per Lepore. Lepore va sul fondo, dentro il pallone, attenzione perché viene anticipato Giudici di un non nulla. Lepore ancora scatenato a sinistra nella fase centrale del primo tempo, prova però la conclusione velleitaria. Piazzato bene Perucchini senza problemi. 39esimo, solo Lecco nel primo tempo, ma Buso qui cerca un rigore che però francamente sembra non esserci. Lo rivediamo. Viene affrontato da un avversario che lo tiene sì dalla maglia, ma poi Buso che sembra accentuare la caduta. L'arbitro fa proseguire il fallo di presunto almeno di Camigliano. Dall'altra parte attenzione perché è tutto solo davanti a Melgrati, va a concludere Brogni su un errore di Bianconi che lascia scorrere il pallone. Il numero 28 dell'Ancona se lo ritrova lì e per poco non beffa il Lecco. In questo finale di partita, attenzione ancora, ci prova Paolucci con l'esterno destro dal vertice dell'area piccola. Grande occasione Ancona che cresce. E poi cross dalla destra, attenzione perché c'è il colpo di testa di Brogni e poi Di Massimo che va a realizzare il gol del vantaggio dell'Ancona. Era nell'area negli ultimi minuti del primo tempo, il vantaggio degli ospiti. Brogni fa la torre di testa sul cross lungo sul secondo palo e Di Massimo tutto solo nel cuore dell'area. Lo rivediamo. Se lo perde Zeliak e va a calciare di prima intenzione con un mezzo esterno ma che trova il palo lontano, scoperto di Melgrati. 1-0 Ancona che va in vantaggio dopo 35 minuti giocati bene dal Lecco. Girelli a inizio ripresa va fino in fondo e calcia però addosso a Perucchini. Lecco cerca di reagire subito, spinto dai 4.000 e dai 1.300 circa dalla curva nord. Calcio d'angolo, va Giudici e arriva Battistini che infila l'angolino sotto l'incrocio. Battistini va a segnare, ad esultare sotto la curva nord. La felicità della Lecco e dei suoi tifosi a togliere un peso sullo sterno, sullo stomaco di questi 70 minuti di sofferenza alla fine, perché l'1-0 qualificava fino a questo punto l'Ancona e invece l'1-1 rimette sul piano dei blucelesti la qualificazione. Battistini in acrobazia fa un grandissimo gol anticipando tutti da dietro
Rivediamo e riapprezziamo ancora l'acrobazia di Battistini, che non è nuovo a questo tipo di soluzione, soprattutto da calcio piazzato. E c'è l'1-1 meritato del Lecco. Nel finale 86esimo Lecco si difende bene, qui ci prova De Santis che alza il pallonetto, attenzione alla conclusione di Spagnoli, che ha una grande chance ma calcia addosso a Melgrati. Calcio d'angolo al 90esimo. De Santis di testa morbido, nessun problema per il portiere del Lecco. Sono 6 minuti di recupero. Qui Magni che entra in area, viene strattonato, chiede un rigore che però anche in questo caso l'arbitro non ravvede. Magni dentro dalla panchina bene per prendere falli importanti, non in questo caso, ma comunque impatta bene l'attaccante del Lecco dalla panchina il match. 92, palla lunga nel cuore dell'area, colpo di testa, poi attenzione alla conclusione di Simonetti che sfiora il palo di Melgrati. Passati 6 minuti, finisce qui. Il Lecco passa il turno con l'1-1 ed è qualificazione al quarto turno della fase nazionale dei playoff. Secondo turno della fase nazionale, quarto di questi playoff 2022-23. Un Lecco che va avanti e continua a sognare